14 Prometeo Lance. Terza fila per il numero 15 Pila di B, numero 16 Profumo d'Uto, il 17 Platone. Problemi intanto per il numero 16 Profumo d'Uto, che si rimette ma perde la partenza al comando Petrus, che cerca di trovare la posizione ma rientrano all'interno proprio il grande Pittifoto. Comunque Petrus trova la corda mentre Pokerstar lo scavalca. Quando si va adesso alla metà della piegata c'è stato l'errore per Pietro il Grande e per Pittifoto, così spunta la sagoma di Perno degli Ulivi in terza posizione alla corda, 400 metri in 28,7 per Pokerstar, che davanti alle tribune comanda nei confronti del numero 7 Perfect Model, che va a lungo, Petrus che rimane ben appostato alla corda, mentre più indietro ci sono Perno degli Ulivi, Papa Track Fex e Trasandro SM. 43,5 il passaggio di 600 metri, si è andati abbastanza svelti per la categoria, con sempre Perfect Model al comando. Il passaggio a metà gara, il 59,4 Prometeo Lance finisce a tabellone quando siamo adesso di fronte. Passaggio al chilometro che avviene in questo istante in 1:15,2, con la mossa adesso da parte di Pokerstar, che sopravvanza Perfect Model dalle retrovie, avanza molto veloce anche il numero 15 di Pila Baby. L'errore di Pokerstar, colpì l'errore anche di Pila, si ritrova davanti Petrus che è in schiena ora Perno degli Ulivi. Così si va al completamento della piegata con Petrus che a questo punto, trovatosi davanti, trova la fuga. Quando si arriva all'ingresso in dirittura d'arrivo al comando Petrus, seguito da Perno degli Ulivi, poi più indietro gli altri con Paranagua che prova a fare lo spunto al centro della pista, poi anche il numero 1 di Papa Track Fex che sta passando nei confronti di Paranagua e del rimesso Profumo d'Elite. Vittoria per Papa Track Fex, 8:29.